Veneto Strade aveva minacciato di bloccare la manutenzione delle strade e tutti gli appalti esterni per la pulizia da neve e ghiaccio. Cristallino il motivo: senza le necessarie risorse che Palazzo Piloni deve alla società non si può andare avanti. Qualche settimana fa, alla vigilia dell'inizio d'autunno, il copione che si ripete oramai da alcuni anni si è riproposto e la prospettiva si è tramutata in emergenza. Stamani fortunatamente il problema è rientrato, con buona pace soprattutto dei lavoratori che vivono nell'angoscia di perdere il proprio posto di lavoro. L'emergenza è rientrata in quanto con la buona volontà, diciamo, e con gli sforzi che sono stati fatti congiunti tra i vari enti, soprattutto il sostegno della Regione, si è addivenuti praticamente ad una soluzione. Il commissario straordinario Cappocelli è soddisfatto: il problema delle risorse è cronico. Lo Stato taglia i trasferimenti alla provincia, la provincia per assolvere i suoi obblighi nei confronti di Veneto Strade deve attingere ai fondi derivanti dai canoni idrici che la Regione non sblocca. Oggi quei 7 milioni sui 15 necessari al funzionamento di Veneto Strade sono stati trovati interamente. Le risorse, in parole povere, di 2 milioni e 500 mila che mancavano dovrebbero essere assicurate anche per quest'anno, insomma, dovrebbe essere, o quantomeno dovrebbe essere assicurate come riscossione dei canoni idrici o come praticamente impegno di spesa. Dopo l'incontro di oggi, Veneto Strade ha assicurato che ripristinerà tutti i servizi come da contratto, dichiarando conclusa la situazione di emergenza che si era creata nelle ultime settimane. Il loro credito sarà onorato e il nostro debito lo onoreremo, e viceversa sempre con il sostegno della Regione faremo questa partita di giro. Io mi auguro che tutto, insomma, si svolga nel più breve tempo possibile.